Voi la musica non la sentite. Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci, buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Nostra a un nuovo appuntamento di Perseghi. Oggi facciamo un viaggio dentro la storia politica del nostro territorio, ma anche dentro le trasformazioni che hanno attraversato la società italiana negli ultimi decenni. Parleremo di ideali, di cambiamenti, di partecipazione e di quel rapporto spesso difficile, ma fondamentale, tra la politica e le persone. Lo faremo partendo da un libro dal titolo che racconta già una stagione importante della nostra storia, dal comunismo al riformismo, la svolta e gli anni del Partito Democratico della sinistra nell'esperienza veneziana. Il suo autore è una persona che alla riflessione storica affianca da sempre l'impegno diretto nelle istituzioni e nella vita associativa del territorio, consigliere comunale del Partito Democratico a Venezia, socio fondatore dell'associazione Compagno il Mondo, Venezia Metropolitana e figura attiva nel mondo delle ACLI veneziane. Ha fatto della politica uno strumento concreto di servizio alla comunità. Nel corso del suo mandato si è occupato di temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, dalla tutela dei lavoratori e dalla proposta del salario minimo negli appalti comunali, alla difesa della sanità pubblica veneziana e delle isole della laguna, fino alle battaglie per il diritto alla casa, il recupero degli alloggi pubblici inutilizzati e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma al di là dei ruoli e delle appartenenze politiche, oggi interessa capire com'è cambiata la sinistra veneziana, quale rapporto abbia ancora con il mondo del lavoro e quali sfide attendono una città complessa e unica come è Venezia. Ne parliamo questa sera col nostro ospite, con grande piacere che diamo il benvenuto a Gianluca Trabucco. Buonasera Gianluca. A tutti quelli che ci stanno ascoltando e grazie ancora una volta, non è la prima volta che ci vediamo per questa opportunità. Grazie. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca, intanto bentornato e parto subito con la prima domanda Grazie. sul titolo del tuo libro che è netto, insomma, dal comunismo al riformismo. In un momento in cui la politica fa fatica a trovare un'identità, perde radicamento e non parla più alle periferie e al lavoro, perché scriverlo proprio adesso? E qual è la lezione fondamentale che chi amministra oggi deve recuperare per ritrovare un contatto vero con i cittadini? Grazie ancora per questa opportunità. Allora, il libro nasce in realtà su la richiesta che è venuta insomma da una collaborazione che ormai da anni c'è con Fondazione Rinascita 2007, che è la fondazione che conserva il patrimonio sia immobiliare ma soprattutto il patrimonio, diciamo così, storico e documentale del PC, PDS, EDS della provincia di Venezia. Con loro, insomma, loro in particolare stanno provando a ricostruire la storia appunto delle trasformazioni, cioè la storia del PC e dei partiti che poi sono nati dal PC veneziano, e a me è toccato, diciamo così, in sorte quello di scrivere il passaggio insomma da PC a PDS in un diciamo periodo, in quei 10 anni che vanno dalla metà degli anni 80 fino quasi alla fine degli anni 90, cioè un periodo nel quale i partiti
erano ancora qualcosa, diciamo così, anche se non più, diciamo, di massa come lo erano nei primi anni del dopoguerra, erano ancora dei partiti strutturati, con diverse centinaia di migliaia di iscritti, e avevano ancora una loro funzione importante. Io, certo, su una storia particolare, che è quella del PC, ma in qualche modo analizza un po' tutta la vicenda delle trasformazioni dei partiti, e anche in qualche modo, secondo me, lasciatemelo passare, anche il deterioramento della vita politica, che è passata da, voglio dire, anche la perdita di incisività, chiamiamola così, da parte dei partiti politici. E quindi è una storia che, voglio dire, abbandona progressivamente l'ultima parte della Prima Repubblica, dove ancora i partiti, diciamo, erano una cosa, ripeto, solida, e inizia la storia della cosiddetta Seconda Repubblica, dove i partiti erano screditati. Ricordiamo, insomma, quello che era successo con Tangentopoli, nessuno è rimasto, è stato escluso, insomma, noi siamo il paese nel quale la caduta del muro di Berlino, e quindi questa trasformazione importante dal punto di vista internazionale, siamo l'unico paese nel quale, a seguito di quell'evento, di fatto vengono spazzati via tutti i partiti della Prima Repubblica, chi per ovviamente questioni giudiziarie, e chi invece, come il PC, sceglie di trasformarsi in un'altra cosa. E attraverso le vicende della trasformazione, appunto, del PC a PDS c'è un'analisi anche, appunto, della deriva, la chiamo così, insomma, anche di quella che in generale della partecipazione politica, e soprattutto della partecipazione politica attraverso i partiti. Termino dicendo che non è un caso che la nostra democrazia abbia progressivamente cominciato ad andare in crisi, e ovviamente il sintomo più evidente di questa crisi è il sempre più crescente astensionismo, e questa crisi, voglio dire, va di pari passo con la perdita di autorevolezza dei partiti, che tra i loro compiti avevano quello, se non altro, di, diciamo così, organizzare il consenso, e quindi anche di organizzare la partecipazione. Oggi possiamo dire, ovviamente non si esaurisce in questo la crisi della democrazia, ok? Lasciatemi questa semplificazione, però è certo che il fatto che non ci siano i partiti, che non ci siano più delle organizzazioni, che non ci siano più cosiddetti corpi intermedi forti, che in qualche modo facilitino la partecipazione delle persone, in qualche modo, secondo me, ha inciso profondamente sullo stato di salute della nostra democrazia. Beh, Gianluca, bentornato anche da parte mia. Nel tuo libro analizzi il tramonto dei partiti di massa, fortemente radicati nei quartieri e nelle fabbriche. Guardando a oggi, il distacco dei cittadini non dipende proprio dal fatto che i partiti si sono trasformati in comitati elettorali, legati ai singoli leader, perdendo quella funzione di corpi intermedi e di ascolto quotidiano che descrivi nella Venezia degli anni '80. Sì, lo dicevo già prima, cioè progressivamente i partiti sono diventati non solo dei comitati elettorali, ma molto più, diciamo, decisamente, diciamo così, sono diventati i partiti degli eletti. Quindi non più i partiti, voglio dire, degli iscritti, di chi diceva, chi voleva partecipare, insomma, perché aveva un ideale e voleva che il suo interesse particolare diventasse un interesse generale, o comunque un interesse accomunato a più persone che si rivedevano nei partiti. Progressivamente i partiti sono diventati l'unione, diciamo così, degli eletti, di chi aveva delle cariche nelle istituzioni, e questo lo si vede molto bene nella trasformazione del PC a PDS, perché progressivamente, mentre prima uno dei ruoli più ambiti, e in qualche modo nel libro, insomma, lo si vede, erano le cariche di partito. Una delle cariche più ambite era quello di fare il segretario del partito, il segretario della federazione, il segretario regionale, fino anche ovviamente arrivare al segretario regionale. Progressivamente l'obiettivo principale è occupare una carica pubblica, perché questo poi progressivamente permette anche la partecipazione agli organismi dirigenti dei partiti. Infatti vediamo che nelle trasformazioni statutarie che hanno accompagnato, appunto, il percorso da PC a PDS,
viene riservato sempre di più un ruolo di importanza, fino a diventare anche un ruolo preminente, a chi in qualche modo è, diciamo così, occupa un posto nelle istituzioni. Quindi se vieni eletto nelle istituzioni, automaticamente poi hai un posto, diciamo, da dirigente nel partito, in questo caso comunista, nel Partito Democratico della Sinistra, ma così è avvenuto in realtà per tutti gli altri partiti. E progressivamente anche questa cosa qui ha un po' svuotato, perché nel momento in cui l'iscritto capisce che perde potere, perde il suo potere decisionale a favore di chi magari, voglio dire, certo è eletto nelle istituzioni, ma non fa dei passaggi all'interno dell'organizzazione, del partito, diventando, ne so, prima iscritto di base, poi segretario di sezione e via via a salire tutte le gerarchie fino a occupare i ruoli di dirigenza. È evidente che questa cosa svuota un po' di significato. Ovviamente poi se arriviamo ai giorni nostri vediamo che il deterioramento assoluto per quanto mi riguarda sono le primarie, per cui voglio dire, tu chiami senza nulla togliere ovviamente a chi non è iscritto a un partito, ma tu metti sullo stesso piano una persona che è iscritto a un partito, anche quello che passa per strada gli dai la possibilità di venire a scegliere il segretario nazionale, ok? Per carità, ci può stare, però anche questo è un elemento che fa riflettere e che sicuramente ha portato al progressivo, voglio dire, perdita di senso dei partiti politici e, come dicevo prima, con il venir meno dei partiti politici sono venute meno alcune delle funzioni fondamentali. C'era il tema dell'organizzazione del consenso che dicevo prima, ma ad esempio un ruolo fondamentale che svolgevano i partiti era la formazione delle classi dirigenti, la selezione della classe dirigente. Questa cosa non la fa più nessuno e ovviamente qui ne va di mezzo la qualità anche del personale politico. Per cui nel libro insomma c'è anche questa analisi qui, insomma, il passaggio, il fatto che il diventare progressivamente un partito che dava sempre più importanza, che aveva una carica istituzionale, non ha favorito l'aggregazione, non ha favorito la partecipazione e progressivamente, come dicevo prima, anche la perdita di senso della partecipazione all'interno dei partiti. Ecco. Gianluca, dalla tua ricerca emerge come la svolta riformista sia stata guidata da una classe dirigente di alto, direi anche forse altissimo livello, e formata nelle scuole di politica. Di fronte alla complessità tecnica di oggi, quanto pesa secondo te la fine di queste scuole di politica? E come può una forza progressista, un partito di sinistra, diciamo, tornare a formare una classe dirigente all'altezza, evitando le trappole in cui incappiamo oggi, no? Che sono spesso, come dire, la continua ricerca di un tecnico o l'improvvisazione dall'altra parte? Beh, allora la formazione conta tantissimo in tutti i campi e ovviamente anche la politica non è esclusa. Noi abbiamo avuto anni, ancora adesso c'è qualcuno che dice che per fare politica, insomma, basta in fondo prendere anche il primo che passa per strada, l'importante è essere onesti. Sì, certo, l'importante è essere onesti, ma essere onesti è una caratteristica che va bene per qualsiasi aspetto della vita. Ma voglio dire, quando tu ti trovi a fare l'amministratore o fare il parlamentare o ricoprire ruoli di governo, siano essi negli enti pubblici, negli enti locali o ai livelli superiori, è evidente che una formazione serve e i partiti avevano anche questo compito. Io ho avuto la fortuna di conoscere un po', anzi molti, di quella classe politica di cui racconto nel libro e ascoltandoli, vedendo come affrontavano le questioni politiche, molti di loro erano in amministrazione, quindi vedendo anche come si comportavano all'interno dell'amministrazione, sono stati sicuramente una scuola, insomma la loro frequentazione è stata una scuola per fare politica. E la mia generazione è stata anche l'ultima che ad esempio ha fatto la famosa scuola politica del PC, che era già diventato PDS, alle Frattocchie o ad Ariccia. C'erano proprio le vere e proprie scuole di partito. Io sono stato uno degli ultimi ad andare nel 1994 a frequentare dei corsi in quegli ambienti, dopodiché sono stati chiusi. E il fatto che non ci siano più
questi elementi di formazioni, questi luoghi nei quali ci si poteva formare, lo si vede, adesso voglio dire, non serve che lo dica io, ma chiunque assista a un dibattito politico a qualsiasi livello vede che molto spesso si imbatte in improvvisazione, in persone che voglio dire, non hanno contezza del luogo in cui si trovano e delle modalità nelle quali si debba svolgere un linguaggio, un confronto e un dibattito politico. E ovviamente questo non fa che aumentare il discredito rispetto alla politica. Come dicevo prima, il libro di cui abbiamo iniziato a parlare in questo nostro, diciamo, confronto affronta un periodo storico in cui nasce il discredito per quanto riguarda i partiti, in generale sulla politica, no? Dopo Tangentopoli, per cui insomma alla fine si è fatto un po' di tutta un'erba un fascio, per cui tutti erano ladri, lasciatemi passare questo termine, ma voglio dire, poi a fronte di questa, diciamo, prima grossa battuta d'arresto alla credibilità dei partiti, aggiungi il fatto che sempre più personale politico non è formato, è evidente che questo aumenta la scarsa credibilità della classe politica di questo paese. E poi lo vediamo anche quando poi c'è da scegliere chi andare a mettere nelle liste elettorali. Venezia, voglio dire, ci sono stati molte persone che hanno pensato che basta entrare in una lista elettorale per poter pensare di poi diventare consigliere comunale. A parte il fatto che poi succede che molti di questi non prendono le necessarie preferenze per diventarlo consigliere comunale. E qui c'entra molto ovviamente il rapporto che è maturato sul territorio, che fa parte anche questo di un modo di fare politica, un modo di formazione all'interno dei partiti, ma non solo, e del fatto che prima di arrivare a certi ruoli si passa dalla gavetta, tanto per essere chiari, no? Mentre oggi si pensa di poter arrivare subito alle alte sfere della politica senza passare da un minimo di esperienza. Io sono felicissimo di aver iniziato la mia, diciamo così, carriera, chiamiamola così, politica, facendo prima il segretario di sezione, rimanendo nei consigli municipali per oltre 10 anni e solo poi alla fine essere entrato in consiglio comunale, avendo maturato un'esperienza importante nel territorio che mi ha consentito ovviamente di essere eletto al primo colpo. Alla mia prima esperienza era il 2010 in consiglio comunale, mentre oggi si ritiene che si possa ottenere tutto e subito. Mentre io ritengo, forse sarò, voglio dire, appartenente a una scuola, a una vecchia scuola, ma che servano formazione e serva anche molta attività nel territorio prima di pensare di arrivare a occupare posti importanti come quella del consigliere comunale a Venezia. Hai una lunga esperienza nel mondo dell'associazionismo e delle ACLI. In che modo il comune potrebbe valorizzare il terzo settore anziché centralizzare i servizi? Microfono. La mia esperienza nasce proprio dall'associazionismo. Prima di fare politica io ho fondato a 18 anni una piccola associazione, un'associazione giovanile che si occupava di fare concerti, fare feste per i giovani, ma anche di fare, voglio dire, anche qualche momento di confronto su temi che riguardavano i giovani di allora. E quindi io ritengo innanzitutto fondamentale il ruolo delle associazioni, in generale dei corpi intermedi, e che sono un'esperienza che tutti dovrebbero fare, anche chi, voglio dire, vuole intraprendere la strada della politica, credo che non farebbe male un'esperienza di tipo associativo. Io ancora oggi faccio parte di diverse associazioni, anche pure, voglio dire, avendo un'attività politica, un ruolo istituzionale, un ruolo all'interno del Partito Democratico, però sono iscritto, certo, sono ancora iscritto alle ACLI, sono iscritto all'AMPI, sono iscritto a un'associazione di storia locale, e quindi io mantengo questo rapporto con, voglio dire, le associazioni, e credo che dovrebbe essere, voglio dire, il viatico un po' per tutti quelli che vogliono fare politica, ma anche in generale, anche per quelli che non vogliono fare politica, avvicinarsi all'attività associazionistica credo che sia
una cosa molto importante. Certo, il Comune in questi anni, il Comune di Venezia, si è contraddistinto per, voglio dire, aver chiuso gli spazi di partecipazione, penso alle municipalità, ma penso anche alle varie consulte che c'erano all'interno del Consiglio Comunale, e che spesso erano animate da chi vive prima il ruolo nelle associazioni anche all'amministrazione per poter migliorare la nostra città. Io credo sia stato un errore quello di chiudere tutti, diciamo così, gli istituti di partecipazione, che erano certo aperti ai cittadini singoli, ma erano soprattutto aperti a chi era il rappresentante di una qualche gruppo, di una qualche realtà aggregativa. E il Comune, in una fase come questa, dove ad esempio ci sono sempre più incombenze burocratiche per quanto riguarda le associazioni, il terzo settore, potrebbe essere d'aiuto proprio in questo senso. Quindi da un lato garantendo nuovamente, speriamo, vediamo cosa avrà intenzione di fare questa nuova giunta, garantendo la partecipazione, e dall'altro provando ad essere d'aiuto in tutte quelle, diciamo, difficoltà burocratiche che le associazioni ad ogni livello inoltrano, soprattutto da quando c'è stata la riforma del terzo settore, e sempre di più sono aumentati, diciamo così, gli adempimenti burocratici a cui si deve far fronte. Spesso gli adulti commettono l'errore paternalistico di voler un po' spiegare la vita alle giovani generazioni, no? E quanta importanza ha per te ribaltare questo schema mettendoti in ascolto per imparare dai giovani e guardare il mondo da una prospettiva diversa, insomma? E che relazione vedi anche all'interno del tuo partito, diciamo, tra i più giovani, anche quelli che si sono candidati alle ultime elezioni a Venezia, magari che sono anche stati eletti in qualche municipalità, e la classe dirigente, diciamo, un po' più matura? Cioè, qual è un rapporto sano era un rapporto che auspichi che si possa costruire all'interno di un partito? Guarda, io l'ho detto anche nella nostra ultima direzione che ci siamo trovati la scorsa settimana per fare la cosiddetta analisi del voto, e tra le mie considerazioni ho detto che è fondamentale ripartire dai giovani, se non altro perché noi siamo stati colti di sorpresa rispetto all'esito di questa ultima consultazione elettorale. E dico colti di sorpresa perché nessuno, voglio dire, si aspettava che alla fine vincesse il centrodestra, ma dirò di più, nemmeno il centrodestra si aspettava di vincere queste elezioni. Perché avete visto, c'erano i sondaggi, c'era un clima, c'era un trend che veniva anche dalle elezioni precedenti, che andava tutto verso una direzione. E una cosa che ho detto è che chi invece aveva capito fino all'inizio che il centro-sinistra avrebbe perso le elezioni sono state le mie figlie di 20 anni e le figlie dei miei amici, anche loro ventenni, che quando capitava di trovarsi, perché io avendo questo hobby, questo vizio della politica, spesso a casa si trova a parlare anche della politica, soprattutto in periodi elettorali intensi come questo, e quindi io raccontavo come andavano le cose, che le cose si stavano mettendo bene, che finalmente dopo 11 anni probabilmente c'era la possibilità di tornare a vincere a Venezia. E le mie figlie molto tranquillamente guardandomi mi dicevano: papà, ma sei sicuro di quello che dici? Perché in realtà noi percepiamo tutt'altra cosa, perché loro quello che vedevano nei social andava in un'altra direzione, perché loro parlavano con altri giovani come loro e altre persone che probabilmente erano al di fuori, diciamo così, della cerchia del Partito Democratico, della cerchia del centro-sinistra, e dicevano tutt'altra cosa. Per cui anche per questo motivo, proprio perché i giovani hanno uno sguardo diverso rispetto e frequentazioni anche diverse, giustamente rispetto alle nostre, è importante ripartire da loro, e da questo punto di vista un rapporto sano non può che essere quello di mettersi a disposizione. Certo, io guardate, io ho avversato la cosiddetta rottamazione di Renzi fin dai primi minuti in cui è nata, e continuerò ad avversare una logica per la quale chi è esperto o chi ha più anni debba essere messo da parte in politica. Io penso invece che chi ha più anni, più esperienza possa mettersi, voglio dire così, a servizio proprio per provare a
formare i giovani. Prima si parlava di formazione, oggi non esiste più chi fa, i partiti non la fanno più questa formazione, allora ricominciamo da chi, voglio dire, ha più esperienza, e che come anche il sottoscritto, e io sono disponibile fin d'ora a mettermi a disposizione appunto di quei giovani che si sono candidati, alcuni sono stati eletti, alcuni non sono stati eletti, per provare se sarò capace o comunque di dare dei consigli e provare a dare un piccolo aiuto per crescere a quelli che hanno intenzione di continuare l'esperienza politica. Gianluca, una volta ho sentito una persona da te molto stimata definire la sinistra come un fiore di campo. È un'immagine bellissima che parla di spontaneità, di radici profonde nella terra e di resistenza dall'asfalto, delle periferie. Secondo te la sinistra deve essere proprio questo, un fiore che ha la forza di rinascere ogni giorno in mezzo alla gente, capace di reintegrarsi? Beh, alla tua domanda non può che avere come risposta sì, e non servirebbe aggiungere altro. Però quella persona di cui parlavi, che presumo sia Bersani, quando usava questa metafora, la usava soprattutto per rispondere a un dibattito di quelli che dicevano la destra, la sinistra non esistono più, è una, diciamo, dicotomia superata. In realtà Bersani spiegava che la sinistra è come un fiore di campo. La sinistra esiste in natura come i fiori di campo, si tratta solamente di coglierla, cioè si tratta solamente di rappresentarla, di trovare qualcuno che, voglio dire, quei valori della sinistra appunto li raccolga e continui a farli vivere. Per cui anch'io come Bersani sono straconvinto che, voglio dire, esista la destra e che esista la sinistra, e quasi sempre chi dice che non esiste né la destra né la sinistra è di destra, e invece noi dobbiamo raccogliere quel fiore che è la sinistra. Noi, dico noi, parlo per me, per quelli che si rivedono nel campo in cui io milito, dobbiamo cogliere quel fiore, continuare ad alimentarlo, continuare a dargli acqua e continuare a tenere, dire, vivi quei valori. E come diceva appunto, visto che siamo in tema di Berlinguer, quando gli chiedevano che cosa significa essere comunista, ma possiamo dire che cosa vuol dire essere di sinistra, io direi continuare a credere in quelli che sono stati i valori della nostra gioventù. Ecco Gianluca, una battuta: a San Donà abbiamo appena approvato il regolamento che permette il glifosato, quindi non so i fiori di campo qua da noi se non hanno vita lunga. Vado con la penultima domanda, perché l'ultima la lasciamo sempre a Gianluigi. Se dovessi lanciare un messaggio forte alla comunità del tuo partito, una suggestione che forse non è ancora emersa abbastanza, cosa vorresti dire? Qual è lo scatto d'orgoglio e di coraggio che la sinistra deve ritrovare oggi per tornare a essere davvero quel punto di riferimento per i cittadini e per il nostro territorio? Una cosa che mi sento di dire, ma che magari non è così originale, ma che è veramente quello che serve, è allarghiamoci, cioè apriamo le nostre porte, andiamo a parlare, torniamo a parlare con le persone, perché una cosa che abbiamo avvertito a Venezia è che alla fine, prima dicevo che la sconfitta è arrivata improvvisamente, cioè improvvisa, senza nessun, voglio dire, sintomo, senza nessuna avvertenza, perché probabilmente noi siamo rimasti chiusi dentro la nostra bolla, con chi già ci votava, non ci siamo guardati sufficientemente intorno anche per andare incontro a persone che una volta votavano a sinistra, votavano centro-sinistra, credevano che il campo progressista potesse essere il campo che garantisse i valori, che garantisse una qualità della vita migliore di quella che si trovano a vivere adesso, e che invece ci hanno voltato le spalle, o quantomeno adesso noi non parliamo più a loro. Noi abbiamo fatto già un primo passo piccolo magari in questo senso, eleggendo come capogruppo del Partito Democratico del gruppo consigliare di Venezia una non iscritta, che è stata anche la più votata,
della nostra lista, e oggi a capo del gruppo del Partito Democratico c'è una persona che non ha la tessera. Questo magari non significa che non ce l'avrà mai, ma credo che innanzitutto noi dobbiamo fare questo: allargare le nostre maglie e parlare con quelli con cui abbiamo smesso di parlare, i lavoratori, le persone che stanno peggio, gli ultimi, quelli che vivono un disagio, quelli che, ad esempio, un altro tema che ha scosso questa campagna elettorale è stato il tema del rapporto con, diciamo, le comunità provenienti da altri paesi che adesso sono parte integrante della società veneziana. Ci sono molti, diciamo, nostri concittadini, diciamo, di origine italiana che lamentano un disagio, lamentano una difficoltà nei rapporti. Questo non significa essere razzisti, ma significa che effettivamente c'è un lavoro da fare, mettere in piedi delle politiche di convivenza, perché diverse, diciamo, persone di diversa etnia, di diversa cultura, di diversa lingua, di diversa religione possano vivere pacificamente insieme. Questa cosa non è ancora stata fatta. C'è una responsabilità che sta in capo anche alla sinistra, che ha spesso bollato come razzismo chi manifestava invece solamente un disagio. Noi dobbiamo partire anche col parlare a queste persone. Se la sinistra torna a parlare con chi è più in difficoltà, con gli ultimi, con quelli che voglio dire, in questa tornata elettorale non hanno votato centrodestra, ma non hanno votato nemmeno centrosinistra, perché non sono andati a votare, perché non trovano risposta ai loro problemi in nessuna delle forze politiche, io credo che la sinistra potrà tornare a essere quello che deve essere e soprattutto tornare a vincere in questa città, a Venezia e nel resto del paese. Bene, siamo alla consueta domanda finale del programma. Gianluca, c'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Sì, vabbè, allora l'altra volta l'ho detto, potrei ripeterlo, che voglio dire No, ma che adesso sta in linea cambia. con quello che ci siamo detti adesso, cioè certo, l'altra volta l'ho detto, iscriversi a un partito, che per i motivi che ho detto prima io ritengo che sia una cosa fondamentale. L'altra cosa che sembrerà banale, ma non lo è di questi tempi, è prendersi cura del proprio territorio, anche nelle cose più semplici. Dico una cosa che mi è capitata di vedere, non so se sia un fake, perché l'ho visto su Facebook e non è sempre da credere a quello che si vede su Facebook. Alla fine della partita tra Giappone e Olanda ai mondiali, i tifosi del Giappone, se non è così, mi piace credere sia così, si sono fermati, non se ne sono andati, si sono fermati a raccogliere le bottiglie, le varie immondizie che la tifoseria aveva lasciato sugli spalti. Ora, è evidente che quello non è, cioè pulire gli spalti non è prendersi cura del territorio, però è un gesto che ti dà il senso di come ognuno di noi dovrebbe sentire proprio anche le cose che non sono proprie, ma che sono di tutti. E molto spesso, proprio perché sono di tutti, sembra che non siano di nessuno. E in un periodo in cui noi, voglio dire, ci riempiamo molto spesso la bocca di ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, se ognuno, voglio dire, facesse il suo pezzetto, poi c'è una responsabilità che sta in capo alle amministrazioni, ai governi, questo è innegabile, ma se ognuno facesse il suo pezzetto prendendosi cura del proprio territorio, credo che faremo tanti passi in avanti, voglio dire, nel migliorare la situazione. Bene, voglio anche dirti che le squadre giapponesi puliscono anche il proprio spogliatoio quando sono in quasi tutti gli sport. Hanno questa cultura Ecco, noi abbiamo, questa è una cultura dalla quale noi tutti dovremmo imparare molto. Magari su altre cose sono meno di esempio, ma su questa cosa sicuramente sì. Esatto. Bene, grazie Gianluca, grazie a Davide e a Roberto. Vi ricordo di segnalarvi di iscriversi al canale di Radio Nostra e sulla pagina Facebook di Perseghi. Appuntamento alle prossime puntate. Ora la sigla finale. Ciao a tutti, grazie. Perseghi
sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Perseghi, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Perseghi torna, la serve tagliata. Perseghi, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.